Scusatemi l'età di lunetti neri perché sono stata operata da cataratta come si vede. A Cittadina sono nata in Cuzzà. I miei parenti erano stranieri, ma sono nata solo l'ultima è nata in una casa a Rinucci in Dio, una parata. E a mia nonna mi ha diretto, sono stata in Cuzzà, ho fatto tutta la mia scolarità primaria a scuola di Cuzzà. Sono andata che ho passato con mia nonna, perché che ho passato qui a casa, che chiamano il palazzo, e c'erano i zii, tutti i miei zii, i cugini. E me ne vengono tutti gli oi. C'erano i miei cugini che venivano e mangiavano, ci facevano ultatici, mangiavamo ultatici. E dopo sono partita in un continente con i miei parenti, sono voltata a Najaccio e venivano tutti i vacanze in Cuzzà. Ma le più belle annate sono come mia nonna. Come vi dico, per me la Corsica oggi è sempre un paradiso perché qui c'è la libertà che non hanno mica io, c'è mica miseria, non c'è mica. Ho vissuto in certi paesi difficili, ho vissuto in India, in Africa, in Egitto. Sapete, quando andate in o Citedo, un paese come l'India, e che voi dite certi affari, vi posate molte questioni. E bon, ora che noi siamo ritirati, che noi siamo voltati, c'è molti affari che hanno cambiato. E poi c'è meno gente, i Citedi ci conoscono quasi più. C'è molti Citedi, ma non è più, come si dice, innanzi quando c'erano le persone maggiori c'era sul dialogo tra i maggiori e i Citedi, ma non c'è più. Beh, innanzi la vita era più difficile, mi ne vengono c'erano le donne che andavano a fiume, che andavano a lavare i trippi in pieno freddo, in pieno innaggio, in pieno. Avanti più di stessa, e orosamente, che sai che c'è la macchina a lavare. La vita era più dura. La vita era più dura, ma sì, era più bella innanzi, ma può essere di no perché la nostra gioventù. Cioè che tutto il mondo avesse lo sforzo di. Cioè dire la solidarietà di innanzi